Sono i Maranza, quelli dei quartieri spagnoli. No, io abito a Florigrotto, abitavo, ma adesso abito qua a via via Annunziata, a via Cire, no, a via Renella, e poi c'è una traversa che si chiama via Annunziata. Abitavo solo 3 anni qua. E siete credente? No, non sono sposato, abito solo. Ok, quindi non andate a messa. No, le volte la mattina che sento la messa per un po' di tempo, le volte che hanno un'altra chiesa là, una chiesa un'altra parte. E poi sbagliato la giornata, no, Immagino. eh. Gli hobby quali sono? Però purtroppo qua ci sono più controlli sulla strada nei pomeriggi, che qua troppo a vomere ci sono molti delinquenti la sera. Molto pericoloso. Sì, molto pericoloso. Si parla ad oggi di si malessere. Io vedo sempre il telegiornale, qua fanno sempre rapine qua sopra. Ah sì. Allora Sono i Maranza, quelli dei quartieri spagnoli. No, io abito a Florigrotto, abitavo, ma adesso abito qua a via via Annunziata, a via Cire, no, a via Renella, e poi c'è una traversa che si chiama via Annunziata. Abitavo solo 3 anni qua. Ho capito. Quali sono i vostri hobby? Però il pomeriggio non scendo più, vado a casa alle 2, alle 3, mangio e poi mi metto vicino alla televisione. Non scendo. Possiamo lasciare un messaggio ai giovani di oggi? Una frase che vuole dire. Che volete passare? Quello che ho detto, l'ho detto. Purtroppo ci sono molti controlli per tutte le Italia, non è solo qua, per tutte le piazza Municipio. Ma Napoli è pericolosa? Sì, mo sta diventando ancora più pericoloso. Poi la legge si sta impegnando un po', si sta impegnando. Ma quali sono i vostri hobby? La sera anche il treno, quando vado a via Torica, via Roma, quando prendi il treno per venire a casa, ho molto paura, perché vedi i treni stanno sempre i ragazzi pericolosi, fanno i gruppi, come si chiamano là? Ma chi le che tatuaggi? No, sono tutte guaggiucelle, sono veramente pericolose. Però ieri pomeriggio qua, via Piazza Metagnatore, forse si sono appiccicati. Chi le tiene nei coltellini e tatuaggi? No, sono molto pericolosi, che sono convinti 30 di loro, fanno la rissa. Quindi voi avete mai visto una ris? No, dopo si mi ha appiccicato pure io, no? Dopo la legge me la produce. Quindi la legge è ingiusta? No, allora chi controlla sotto stazione? Polizia o altri controlli? Pure sotto stazione, in giro. Ma voi avete qualche hobby? Però la notte, abito io, la notte stanno molti di movimento là. Allora via Annunziata, allora strada Annunziata, All'entrata della tangenza? ci sono i movimenti. Ma voi avete qualche hobby? Sì, c'ho un po' di paura la notte, perché sento i casini, no? Allora mi chiude dentro. Io sono solo da casa. Poi stanno gente anziana a fianco a me. Vi riuscite a difendere? Sono in casa con i bottini, se è qualcosa ci posso lanciare qualche bottiglia. Poi lo Stato vi dà pure torno. Sì, alla fine faccio venuto a ammazzare. Vabbè. Ma ad esempio il telefono a portata di mano. Quando è che le cose più gravi, quando c'è anche i casini un po' più gravi, subito chiami i carabinieri, il telefono a portata di mano, subito metti in pronto. Ma sono più pericolosi i ragazzi o gli adulti? Sono tutti pericolosi, il capo ci sta proprio su fatti questi ragazzi che violentano le donne, no? Facciamo l'ultima domanda. Quali sono i vostri hobby? Si mettono 3 guaglioni con la creatura. E poi si accuttano la radio, allora ci hanno fiffa consiglio. Cosa ci fa? È brutto. Fare un figlio è difficile oggi. No, sono pericolosi. Stanno dicendo fanno i figli e poi vanno a fare la figlia. Voi non lo fareste un figlio ad oggi? Questo... non sono sposato, non sono sposato. Però per dire, fare un figlio oggi è... Come mandano un figlio in giro? Questa criminalità. E come fai a fare un figlio mobiliato a scendere da casa? Vai a mobilizzare a dire ci è morto, il coltello. È vero, è brutto, io rido ma si deve piangere. Perché la prima volta che succede il batterista, casa ci non
ha fissato tutta la giornata, c'era molto, io non mi giuro. Incidenti di macchina, A guerra, la guerra delle discoteche, quella era una guerra delle discoteche. è vero. In Palestina, in Israele. Guarda, già la dico, si sta parlando poco quello, caso, fatti sta Russia, qua. Stanno mettendo poco d'accordo. Il fatto della Russia è finto. Sì, penso che sì, ma si mettono d'accordo. Si stanno quasi, Ma quello è Putin, eh? quasi per finire. Purtroppo nessuno ha chiaro. Ma sta per finire la Russia, la guerra per la... La situazione penso che si cambia, si finisce la storia questa tarantella. E lasciamo con un messaggio, un saluto. Ciao, buona domenica. Grazie. Ciao. Buona giornata.